Eccolo il responsabile del grave danno messo a segno in via Toniolo a Treviso venerdì scorso, 70 ore di indagini per identificare il giovane che ha rotto il tubo del gas mettendo a rischio cittadini e commercianti della zona. Si tratta di un sedicenne trevigiano. È stata una indagine lampo, tant'è che nel giro di neppure 70 ore il nucleo di polizia giudiziaria è riuscito a dare un nome e un cognome a questo sedicenne di Treviso. Ci siamo riusciti attraverso delle pochissime immagini che avevamo col sistema di videosorveglianza e da un servizio molto importante fatto in borghese lunedì mattina in tutta la città. Una decina di agenti in borghesi si sono mescolati tra i giovani per raccogliere delle informazioni. Il sedicenne è stato portato in caserma. Prima ha negato l'evidenza, poi, vista la gravità della situazione, ha ammesso le sue responsabilità. E ha giustificato questo episodio come un gioco da incosciente perché poteva trasformarsi effettivamente in tragedia. Sarebbe bastato una scintilla per trasformare questo gesto in una tragedia. Un centinaio di persone sono state fatte evacuare e alcune attività commerciali sono state sospese per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Volevo fare colpo sulle ragazze, avrebbe detto il giovanissimo. Convocati in caserma anche i genitori del minorenne. La famiglia e i genitori sono scesi dalle nuvole, non sapevano nulla del fatto compiuto dal proprio figlio. Questo dimostra che tra l'altro era anche assente a scuola in quel giorno, che il controllo della famiglia è stato praticamente assente. Il sedicenne dovrà rispondere di una serie di reati, fra cui interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose, reati che arrivano fino ai 3 anni di reclusione. Non c'è alcuna giustificazione per un fatto del genere che provocherà a questo giovane una denuncia penale al Tribunale dei minorenni di Venezia con pene che vanno anche fino ai 3 anni di reclusione. L'ennesimo fatto grave che coinvolge un minorenne. È fondamentale aprire un tavolo di confronto dove dobbiamo sederci tutti, spiega il sindaco di Treviso Mario Conte, dalle istituzioni alle scuole, alle famiglie e ai ragazzi stessi, perché così non si può andare avanti.